Bergamo, Treviso, Reggio Emilia, Monza, Genova, infine Roma. Arriviamo così a metà maggio e potete rivedere, dicevo, i filmati dei precedenti incontri, oltre che scaricare il manuale Basta Euro, come uscire dall'incubo. Si può scaricare facilmente dal sito bastaeuro.org, siamo a 321.600 copie scaricate, sempre per questioni di approvvigionamento di testi e di documenti. È consultabile facilmente ed è aggiornato anche con gli ultimi dibattiti televisivi. In questo caso il sito del professor Borghi, claudioborghi.com, dove trovate anche una videoteca con i dibattiti andati in onda nelle TV. Gli ultimi sono interessanti perché con l'euro, senza l'euro, anzi potrebbe aumentare addirittura il prezzo della bistecca, no? Ha sostenuto qualche autorevole esponente politico. Intanto io do il buongiorno e il benvenuto a Claudio Borghi Aquilini, stavolta dicevo in collegamento telefonico con noi per evitare arresti. Stamattina ce n'è stato un altro da un'altra parte. Comunque, buongiorno, sì, no, sto facendo perdere le mie tracce. Ecco, benissimo, quindi a proposito, niente salame e niente trattori, perché sono simboli pericolosi. No, ma infatti ho il carro armatino giocattolo di mio figlio che mi sta un po' mettendo in apprensione, però vabbè, senza tempo. Va bene, dicevamo allora, senza l'euro aumenta anche la bistecca, ha sostenuto qualcuno recentemente, no? Io non so più quanto far salire le sopracciglia, ecco, quando in un dibattito arriva qualcuno che mi dice cose di questo tipo, perché ormai siamo abituati, si è visto anche ieri nel dibattito che c'è stato lì in radio con Gad Lerner, alle solite cose che sono ormai praticamente sempre solo le materie prime e la guerra, no? Allora si cominciano con i risparmi che dimezzano, poi dopo gli spieghi che non è vero che salgono. Allora si passa alle materie prime e gli spieghi che quando c'era la lira non andavamo in giro col carro di pieno, e poi dopo allora si passa con la guerra, no? Cioè dice se non c'è l'euro c'è la guerra. Quindi quelli diciamo intelligenti, diciamo così, arrivano solo con questi tre argomenti. Invece sparsi nelle trasmissioni ci sono fior di deputati tipicamente del PD che ogni volta invece tirano fuori una novità. Quella della carne è veramente, veramente notevole, cioè, se devo dire. E il fatto che, come penso possano testimoniare a qualsiasi allevatore che se c'è un allevatore in linea fra gli ascoltatori, il fatto che noi dobbiamo qualche volta, è vero, importare persino la carne dall'estero, ti fa capire quanto malefico è l'euro, che risulta, dato che non mi pare che sia alta tecnologia o che ci siano particolari problemi o che abbiamo mai avuto problemi nell'allevamento. Il fatto che risulti più conveniente qualche volta importare carne dall'estero che non si sa come è allevata, non si sa che cosa ha preso rispetto a quella di casa nostra, fa capire veramente il punto dell'euro, cioè ci risulta più semplice comprare questi pezzi all'estero e il problema è che poi dopo da noi rimaniamo disoccupati, rimaniamo senza lavoro, senza contare poi dopo le volte che ce lo impongono, tipo per esempio suppongo che qualcosa sulle quote latte, così sappiamo, insomma, no? Claudio, oggi daremo molto spazio a chi ci sta ascoltando, tra poco apriremo le linee 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire in diretta, per gli sms il numero è il 346 6427 756, per quanto concerne la mail l'indirizzo è giulio.cainarca@radiopadania.net, però prima di aprire le linee e di sentire gli ascoltatori io vorrei chiederti un paio di cose fra quelle che abbiamo letto in settimana. Tra le varie cose, visto che un dato del quale si parla poco è quanto l'Italia ha dato e dà per sostenere il cosiddetto salvataggio degli altri paesi in difficoltà. A proposito di paesi oggetto di salvataggio, alla Grecia l'Eurogruppo ha stabilito di dare altri 8 miliardi e 300 milioni dei cosiddetti aiuti in 3 rate per le scadenze dei debiti di maggio, 6 miliardi e 300 milioni entro fine aprile, 1 miliardo a inizio giugno, un altro miliardo ai primi di luglio, sempre in cambio di attuazione di politiche concordate coi creditori. Il pacchetto di salvataggio greco ammonta, se non sbaglio, a qualcosa come 240 miliardi. Dove sono finiti, io ti vorrei chiedere, perché
La domanda numero uno è: sono veri questi soldi e dove sono finiti? Perché non pare che la Grecia stia facendo progressi o li abbia fatti. No, ma adesso, Giulio, veramente, quando poi dopo, fra un po' di tempo, saremo liberi, sarà finita questa storia e sarà compito degli storici poi dopo andare a commentare quello che è successo, ma veramente stiamo facendo e stiamo vedendo cose che non hanno precedenti nella storia. Rimarranno, penso che le prossime generazioni rimarranno stupefatte, non so, così come quando adesso noi rimaniamo stupefatti che certi orrori della seconda guerra mondiale o similari potevano essere fatti, ma non so se ci rendiamo conto, cioè si sono inventati, perché alla fine si è scoperto che anche quella era un'invenzione, un trucco contabile della Grecia di 2 miliardi, o cos'era, che era tipo 2 miliardi, 2 miliardi e mezzo, e sulla base di quel fatto che loro avevano fatto il trucco contabile hanno fatto un disastro tale per cui adesso abbiamo pagato 250 miliardi e più tutto il resto in giro per il mondo, cioè, ma rendiamoci veramente conto, no, di quello che hanno fatto. E non solo, questo disastro ricordiamo sempre che ha due facce, vale a dire, da una parte noi si sta pagando e si contribuisce a pagare per questi soldi alla Grecia, e dall'altra parte abbiamo uno che da questa situazione ha beneficiato totalmente, perché nel momento stesso in cui noi siamo andati a dire, loro sono andati a dire, non noi abbiamo avuto la colpa di lasciarglielo fare, ma loro sono andati a dire che i titoli di Stato della Grecia erano spazzatura, ci siamo scavati la fossa, perché a quel punto tutti sono andati a comprare i titoli tedeschi, che hanno ringraziato, loro si stanno tuttora finanziando in modo gratuito e noi siamo solo i pezzi che pagano. Comunque tu mi hai chiesto dove sono andati questi soldi. Beh, molto semplice, se per caso questi soldi fossero andati alla povera gente greca, uno a un certo punto poteva dire vabbè, insomma, beneficenza non un po' forzata, ma almeno è beneficenza. Invece ci sono degli studi precisi che dicono dove sono andati questi soldi, e in larga maggioranza sono andati a ripagare i creditori delle banche greche, e che questi creditori di banche greche erano tipicamente banche del nord Europa. Molto semplice, quindi il meccanismo è banalmente questo qui. Noi impegniamo dei soldi, con il nostro debito pubblico o direttamente con la sottoscrizione di nostre borse. Questi soldi passano al Fondo Salva Stati, che li dà il governo greco. Il governo greco con questi soldi principalmente passa nel sistema dell'economia questo denaro in modo tale che le banche greche, lo Stato greco e così via non fallisca, e non fallisca significa che i suoi debiti, i suoi bond, no, e così via vengano ripagati, e i detentori di questi debiti di questi debiti e questi bond sono le banche tedesche e francesi. Per cui alla fine tu, milanese, hai pagato l'IMU, e questa IMU, con questo brillante giro, alla fine va a finire nelle tasche del banchiere di Norimberga, che poi oltretutto ti fa anche il culo dicendo ma voi siete lazzaroni, siete inefficienti e così via. Immaginate un po' che bello. Molto chiaro, Claudio. A proposito di Grecia, adesso ti faccio un paio di citazioni, perché le abbiamo lette in settimana, sempre queste. Per la verità una viene da un libro, l'ultimo libro dell'ex ministro Tremonti, che singolarmente, forse neanche tanto singolarmente, comunque su alcuni punti concorda con Romano Prodi, il quale Romano Prodi, intervistato da Repubblica in settimana, ha detto che uscire dall'euro è una follia, perché dal giorno dopo avremo i BTP svalutati del 40%, i tassi di interesse che vanno su del 30%, lo Stato al collasso, le banche fallite e i dazi contro le nostre merci anche da parte dei paesi europei. Avremmo le svalutazioni competitive, ma sarebbe un'altra follia, perché una bilancia commerciale in attivo dello 0,6% del prodotto interno lordo è la prova che ai nostri imprenditori, che non sono tutti pigri o poco competitivi, quello che serve non sono le svalutazioni competitive, ma il rilancio della domanda e dei consumi, con la drastica semplificazione delle regole e la ripresa della lotta all'evasione fiscale. Fine della citazione, poi passiamo a quella gemella di Tremonti, però intanto chiedo un tuo commento sulle parole di Prodi.
Allora, se dovessi dire totalmente quello che penso, ho sparato in galera insieme a questi. No, è meglio di no in questo periodo, va? Ecco, quindi diciamo mi limito a dire che certa gente non ha senso della decenza. Vale a dire, sei tu che ci hai messo dentro in questa situazione, facendoci credere e mentendo, dicendo che sarebbe stata un'Arcadia. Ammetti quando parli in giro che l'unica che ci guadagna di questa situazione è la Germania, tiri fuori tutte le cose che non vanno e che tutti riescono a vedere, e poi hai pure il coraggio invece di dire che però sarebbe il disastro e queste cose, ma brutto scioccoide. Allora, tutte queste cose uno le può smentire in modo molto banale andando sul nostro brillante sito bastaeuro.org. E lì sul libretto ci sono detti tutti come si chiama, tutte queste balle che sono ormai non ci crede neanche più nessuno. È come se uno così insistentemente, costantemente continuasse a 30 anni, a 40 anni a dover dire che c'è Babbo Natale che porta i regali nel camino. Allora, i risparmi, i bot che si svalutano del 40%, i tassi di interesse, ma quando mai nella nostra storia noi abbiamo avuto il rischio di insolvenza sui titoli di Stato? Quando mai? Con l'euro, l'unico paese in giro per il mondo. Ma ragioniamo. Allora, non è che l'Europa, che pure ha dei problemi, sia il posto peggiore dell'universo, ma vi siete chiesti perché l'unico paese che non è riuscito a onorare i propri titoli di Stato negli ultimi anni è la Grecia? Cioè, la Grecia, per carità, cioè, avrà avuto, non sarà la Svezia, ma non è neanche il paese peggiore del mondo. Ci sono in giro, non so, c'è l'Egitto, faceva le rivolte in piazza e cose di questo tipo, ma perché non è fallito l'Egitto? Cioè, è una cosa incredibile. L'unico posto al mondo dove succedono le cose che dice Prodi che succederebbero se noi usciamo dall'euro è nell'euro. Eppure veramente senza senso, senza motivo, ci continuano a far credere che se noi usciamo succede quello che sta succedendo adesso. È una specie di ipnosi collettiva, cioè ci dicono che ci sarà la disoccupazione, ma ci dicono che ci sarà la disoccupazione, ma abbiamo visto i dati, no? Disoccupazione più alta della storia. Qualcuno alza il ditino per dire: ma scusate, c'è in giro sto scemo di un Borghi che vi dice che l'euro porta alla disoccupazione e ve lo spiega perché, no? Dite che è un cretino, benissimo, sarà un cretino. Poi dopo arrivano fuori i dati della disoccupazione e guarda caso i dati della disoccupazione sono i più alti della storia. Perché anche il Corriere ha sbagliato persino il titolo. Quando dice che sono i più alti dal 77 non significa che nel 77 ha dovuto oggi correggere in pagina 6. No, perché fai una cazzata sul titolo principale, poi dopo la correggi in pagina 6, che aveva detto mai così alta dal 77, ma nel 77 era la metà, è la disoccupazione di oggi, mai così alta dal 77 perché è dal 77 che si calcola. Quindi immaginate voi, cioè siamo in una situazione senza precedenti e tutti continuano a far spallucce e ci dicono che se noi usciamo sarà un disastro, ma ci siamo nel disastro, oh sveglia! Claudio, un'altra citazione la voglio fare prima di dare la possibilità a chi ci ascolta dopo la pubblicità di intervenire, ed è quella dal libro Bugie e Verità di Giulio Tremonti. L'ex ministro Tremonti dedica un capitolo di questo suo libro alla questione dell'euro e scrive: fino a che c'è l'euro, per un paese uscirne in modo volontario e unilaterale non è per niente facile, anzi, se parli di uscita dell'Italia dall'euro puoi prendere gli applausi o anche i voti elettorali, ma se lo fai davvero sono poi gli stessi che prima ti applaudivano che vengono a prenderti a casa o magari te la bruciano la casa, come era nei secoli bui. Tutto questo per una serie di motivi, dice Tremonti. Il primo è che l'uscita di un paese dall'euro non è prevista dal trattato istitutivo, e qua Tremonti cita quello che ha detto Jacques Attali,
che fu uno degli estensori del trattato istitutivo della moneta unica, che in pratica dice: abbiamo fatto in modo che un'uscita sia impossibile. Non è molto democratico, ma è una garanzia per rendere le cose più difficili, in modo da essere costretti ad andare avanti. E poi dice Tremonti: se non hanno fatto e non fanno uscire dall'euro la Grecia, figuriamoci l'Italia, soprattutto per la sua dimensione economica. Un'uscita unilaterale dell'Italia dall'euro porterebbe con sé il rischio della fine dell'euro, e questo causerebbe la crisi del sistema monetario mondiale. Mi fermo per il momento qui, poi ti cito un altro passaggio del libro di Tremonti. Abbiamo anche la pubblicità, però quindi il tuo commento magari ce lo sentiamo allora dopo, così siamo più liberi. Senza... sì, guarda, oltretutto che mi viene anche bene perché sto arrivando adesso in stazione, per cui così esco. Comunque ti posso assicurare che anche qui non mi stai facendo bene al fegato, ecco, raccontandomi queste cose qua. Ci sentiamo tra poco comunque allora. E adesso Claudio Borghi Aquilini in collegamento telefonico con noi. Allora, la questione di Tremonti, che sostiene che è impossibile uscire dall'euro, era tra l'altro una delle domande poste settimana scorsa in una delle mail che ho detto avremmo recuperato dal nostro ascoltatore Riccardo, il quale aggiunge anche un'altra domanda: come si spiega che ci sono imprenditori che hanno avuto successo anche con l'euro? Due questioni diverse, ma insomma, Claudio. Allora, io devo fare una questione preliminare, vale a dire, come può, per la serie, come è annebbiato il nostro senso civico, il nostro senso di libertà? Noi abbiamo uno, no, che dice che effettivamente l'euro è stato concepito in modo tale da essere irreversibile. Scusate il rumore qua, ma sono in stazione e adesso sto cercando di sfuggire. L'euro è stato concepito per essere irreversibile, e quindi, anche se non è democratico, ormai ci siete, qualsiasi cosa decidete voi in futuro sono cavoli vostri. Allora io, già soltanto per questo, io dovrei dire che prendo una scure e tiro giù l'euro, no, a colpi di scure, proprio perché è una cosa che non può esistere in un mondo democratico, in un mondo normale,
che uno così sente una roba del genere e fa spallucce, ma i popoli sono liberi di fare quello che vogliono. Ma figurarsi se io devo essere totalmente bloccato per sempre dalla decisione di uno che si è svegliato e ha detto che il mondo deve funzionare così e quindi io congegno una moneta in modo tale che tu non possa più uscire. Ma stiamo scherzando? Quindi sogni nella notte perché l'euro è irreversibile come si chiama? Allora fra 3.000 anni avremo ancora l'euro, cioè quando arriveranno gli spaziali questi devono riuscire a tenersi l'euro perché a Thalì l'ha congegnato irreversibile. Non diciamo scemenze, basta un decreto e domani sei fuori. Domani sei fuori. Quella storia dei trattati, delle cose, sono tutti degli spauracchi, dei babau. Cioè, se noi in questo momento, se Renzi si sveglia, no? Che ovviamente non lo farà mai perché sappiamo benissimo cos'è e che cosa serve, ma se un governo si svegliasse e domani mattina si sveglia, fa un decreto e dice la nostra moneta adesso non è più l'euro la nostra, noi siamo fuori. Quindi che cacchio dicono che è impossibile o così, ma è possibilissimo, uno Stato può fare quello che vuole. Può fare quello che vuole. Claudio, per il resto invece... Sì, prego. Scusami Tremonti rientra nella categoria di quelle persone che non sanno chiedere scusa. Allora, eppure non è possibile, e anch'io, tante volte ho detto scusate perché anch'io non l'avevo capita sta cosa qua dell'euro fino al problema della Grecia che me l'ha messa a quel punto davanti in modo tale che fosse impossibile non capire la natura. E quindi io dico scusate, non me ne sono accorto prima, non è grave. Ma lui, che adesso si mette a pontificare, dovrebbe innanzitutto chiedere scusa, perché quando è stata presa la decisione di far fallire la Grecia, l'uomo che era dentro nell'Ecofin e che quindi aveva il potere di mettersi di traverso per impedire che questa cosa venisse fatta, era lui, mica io. Quindi è un po' curioso che chi è stato protagonista di queste decisioni scellerate, quale è quella di far fallire la Grecia, che poi dopo ha dato origine allo spread e tutto, adesso venga con la sicumera che gli è propria a dire che cosa dobbiamo fare e cosa non dobbiamo fare, ma figurarsi. Ancora una parte del ragionamento di Tremonti, fatta questa utilissima, secondo me, e lo dico anche da cittadino, premessa che hai fatto tu, che mi sembra più che giusta, perché alla fine bisogna anche che ciascuno si assuma le sue responsabilità, perché è bello pubblicare libri a distanza di anni facendo finta che si fosse stati su Marte, no? Negli anni precedenti, o su Urano o su qualche altro lontanissimo pianeta. Poiché dice Tremonti, però voglio fare porre questa questione qui, quella del rapporto di cambio, pone lui. Il rapporto di cambio tra lira e euro e tra lira e le altre monete, dollaro, yen, yuan, eccetera, non potrebbe essere formulato, se usciamo dall'euro, non può essere formulato questo rapporto di cambio unilateralmente dall'Italia a suo favore, casomai dagli altri a loro favore. E in sostanza tutti i paesi si coalizzerebbero contro l'Italia. E poi c'è un'altra questione, dice Tremonti. Siccome una quota notevole del debito pubblico italiano è in mani estere, dipende dall'Europa e dalla Banca Centrale Europea che finanzia le banche italiane perché acquistino debito, basterebbe un nulla per far saltare tutto. Per esempio, potrebbero far saltare una banca italiana, con la conseguenza che si dovrebbe applicare il principio Cipro alla banca italiana, cioè sarebbero chiamati a salvarla, la banca italiana, gli azionisti, i correntisti, i risparmiatori, i clienti della banca, e questo naturalmente creerebbe il panico, una prospettiva allucinante che sconsiglia di uscire dall'euro. Siamo un vaso di coccio, punto e basta, dice Tremonti, no? Ok, allora ti ringrazio di aver letto questa citazione. Da questa citazione ti dico che questo signore è malafede. Allora, ovviamente come puoi immaginare conosco abbastanza bene la situazione, so leggere fra le righe, se uno dice così è malafede, o perché non so cosa siano i motivi, cioè nel senso può essere che non voglia ammettere appunto sbagli del passato e similari, ma mi spiace, ma le cose veramente non stanno così in un modo tanto evidente
che a quel punto, dato che non posso supporre che lui non le sappia queste cose, a questo punto non mi rimane che pensare male, perché se un discorso del genere me lo fa il mio macellaio, allora a quel punto lì è molto probabile che non sappia come funzionano i mercati internazionali o cose di questo tipo, e allora io sono disposto a scusare tutto e a spiegarglielo. Ma se me lo fa lui, non ce la faccio a credere che non sappia come funzionano le cose. Allora, il tasso di cambio di una moneta non è mica fissato da qualcuno. Cioè, non è che io domani, non so, facciamo per esempio il tasso fra l'euro e il dollaro, no? Il fatto che il dollaro valga 1,34, non è mica la Merkel o Obama che lo decidono, è il mercato. Quindi già uno che mi dice che quale sarebbe il tasso di cambio fra le altre monete fissato, perché non dovremmo metterci d'accordo, lo fissano gli altri, già non ha capito niente, oppure sta inventandosi cose. Cioè, nel momento stesso in cui noi avremo una moneta nostra, poi dopo il tasso di cambio di questa moneta nostra con tutte le altre è dato dal mercato, vale a dire alla mattina ci sono tutti gli operatori che decidono: io mi conviene comprare e vendere questo, e gli operatori di mercato non agiscono su motivazioni politiche, cioè del tipo facciamola pagare all'Italia o cose di questo tipo, agiscono su quei criteri di convenienza, e io vi posso assicurare che nel momento stesso in cui poi un'Italia fosse libera e diciamo liberata dal cappio dell'euro, gli operatori finanziari, e qualcosa ne so, perché come probabilmente gli ascoltatori sanno e ricordano, io sono stato per 10 anni responsabile dell'azionario Italia di Deutsche Bank, quindi come ragionano gli operatori internazionali credo un po' di saperlo. Non appena noi usciamo fuori da questa cappa, gli operatori internazionali fanno la fila per comprare i nostri titoli, e tutto sommato anche la nostra moneta una volta arrivata al livello corretto. Quindi succede che il giorno 1 che noi usciamo dall'euro, il mercato stabilisce poi dopo un tasso di cambio con le altre monete, no? Diciamo che va pari col dollaro, cosa peraltro probabile, nel senso in questo momento siamo 1,34, in questo momento la nuova lira diventa una lira uguale a un dollaro, no? E secondo me questo è lo scenario più plausibile. Poi potrebbe essere 0,90, mi sembra difficile, o 1,10. Comunque diciamo che grosso modo siamo a un dollaro. A quel punto lì tutti gli operatori in giro per il mondo, no? Devono semplicemente decidere: ok, partendo da questo punto zero, vale a dire una lira uguale a un dollaro, se io adesso compro o vendo la lira, ci guadagno o ci perdo? E lì non lo possono sapere, perché il punto di partenza è dato proprio da un equilibrio di mercato, quindi hanno 50% di probabilità di imbroccarci, diciamo così, comprando, 50% vendendo. Gli operatori razionali sanno che le potenzialità dell'Italia sono fantastiche e che questo paese qua è semplicemente tenuto sotto pressione. Se tu prendi, e sanno benissimo che se tu al nord gli lasci il briglia sciolta agli imprenditori in modo tale da poter portare i loro prodotti sul mercato con i prezzi corretti, ma non ce n'è per nessuno. Per cui io sono straconvinto che dopo il primo momento di svalutazione, poi dopo può essere che la lira ricomincerà in parte, più probabile che salga dopo piuttosto che scenda. Quindi chiunque dica che i tassi vengano fissati da non si sa chi, da non sa che cosa, o non sa di che cosa sta parlando, oppure si inventa delle balle. Per quanto riguarda invece il fatto che ci siano degli imprenditori che ce la fanno lo stesso, sì. Beh certo, ci sono anche tante persone che saltano tante, ci sono anche delle persone che saltano 2 metri, ma non per questo deve essere messa come regola di passeggio. Cioè, non so, io passo per strada, c'è una bella asticella a 2 metri, e se io non la salto mi ammazzano. E la scusa che cos'è? Che però c'è qualcuno che la salta a 2 metri. E beh, ma mi spiace, ma il mondo non è fatto soltanto della super eccellenza, il mondo è fatto di medie. E se noi pensiamo che il nostro modello debba essere solo ed esclusivamente quello che per fortuna, abilità, congiuntura momentanea o cose di questo tipo sia quello che ha inventato il prodotto che fa successo in tutto il mondo, beh, insomma saremmo a posto, ma abbiamo visto che non è così. Abbiamo visto persino, non so, un esempio tipico: abbiamo avuto un paese come la Finlandia, no, che ha avuto persino la fortuna di inventare il prodotto giusto nel posto giusto, che i telefonini. Quindi non è che la Finlandia era nota perché produceva treni a vapore,
aveva i telefonini, quindi significa esattamente il prodotto corretto. Nell'euro non è riuscita poi dopo a valorizzare i suoi prodotti col prezzo corretto e così via. Il risultato, la Nokia, che era la principale industria della Finlandia, è andata a salutare. Adesso se la sono comprata per un piatto di lenticchie degli altri, quindi adesso la Finlandia sta cominciando ad andare economicamente verso il basso, mentre invece la Svezia, che ha potuto tranquillamente rimanere sul mercato con la sua bella coroncina, no? Staccata da tutto, invece sta continuando a migliorare ed è uno dei paesi con la migliore crescita al mondo. Quindi non sta dicendo l'italiano è poco competente, Lazzarone, così di questo tipo. Stiamo parlando di finlandesi e svedesi che non sono distinguibili a occhio nudo, come dire. Uno ha l'euro e l'altro c'ha la corona. Quello che ha l'euro sta cominciando pure lui a andare male, quello che c'ha la corona va bene. Vediamo un po'. Claudio, fine delle citazioni. Adesso lasciamo spazio a chi vuole intervenire in diretta chiamando allo 02 66 20 35 29 oppure mandando un SMS al 346 6427 756 o scrivendo una mail all'indirizzo giulio.cainarca@radiopadania.net. Fine delle citazioni con l'ultimissima, un articolone comparso sul Quotidiano Nazionale, firma di Antonio Patuelli, presidente Associazione delle Banche Italiane, che dice che con la lira l'Italia stava peggio, i veri mali sono l'evasione e il debito, dal che si deduce, a contrario, come si dice, che in realtà l'euro piace quantomeno al presidente dell'Associazione delle Banche Italiane, perché con la lira l'Italia stava peggio, dice Patuelli, un ex politico tra l'altro di lungo corso. Però questa era proprio l'ultima citazione. Ce n'è una simpatica in realtà, perché mentre stiamo parlando, non è una citazione, è una notizia, mentre stiamo parlando noi questa mattina, il Parlamento europeo si occupa delle spese nepotistiche di quello che è il candidato a succedere a Barroso alla guida della Commissione europea, cioè per i socialdemocratici, ovvero Martin Schulz, il 58enne socialdemocratico tedesco, presidente del Parlamento europeo e candidato socialista e del PD alla guida della prossima Commissione europea. Una parlamentare connazionale di Schulz, ma del partito conservatore della CDU tedesca, Ingeborg Grässle, ha documentato e ha portato all'attenzione del Parlamento tramite la Commissione Europarlamentare per il controllo sui bilanci una serie di spese nepotistiche e di utilizzo dei fondi pubblici del Parlamento europeo per la propria campagna elettorale da parte di Martin Schulz, del Presidente del Parlamento europeo. Lo deciderà il Parlamento se questi rilievi sono fondati, però sono elencati i comportamenti e utilizzo di soldi ben precisi da parte del Presidente Schulz per proprie finalità, molto all'italiana diremmo, perché in realtà ci sono anche distribuzioni di stipendi e di incarichi a personaggi vicini ma pagati dall'istituzione europea e utilizzo appunto del quattrino per la campagna elettorale propria. Il Parlamento è sovrano anche in Europa e vedrà se i rilievi sono fondati, ma sono abbastanza documentati e precise le critiche fatte a Schulz, chiusa la parentesi. Questa mattina il Parlamento europeo se ne occupa. Intanto però abbiamo due telefonate. Scusa un secondo, sì. Scusa, prima delle telefonate, molto brevemente. Al di là poi dopo del fatto se ci sono o non ci sono questi comportamenti di Schulz, ma vi pare che il maggior partito italiano proponga come Presidente della Commissione europea uno che si chiama Schulz? No. Fermiamoci solo a riflettere su questo, poi che faccia quello che fa con i rimborsi Schulz non me ne frega niente, ma già il fatto che ci sia un partito italiano che pensi di sostenere una persona che si chiama Schulz, non perché ce l'abbia con quelli che si chiamano Schulz, ma col fatto che è tedesco, secondo me è una cosa incredibile. E l'altro, il secondo partito più grande, no? Vale a dire il PDL, Forza Italia, come si chiama, sostiene uno che si chiama Juncker. Io veramente non so, mi sembra di vedere il mondo a rovescio. Comunque sentiamo le telefonate. Va. Due ascoltatori, li sentiamo subito. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao, sono Luigi da Torino. Ciao. Volevo fare una piccola considerazione. Io ho partecipato all'incontro a Torino, sto seguendo le varie trasmissioni quando sono ospiti appunto il professore, tutti quanti. Nessuno della controparte, è saltato su a dire: guardi, io la denuncio perché lei sta dichiarando il falso. No? Praticamente
Questa è verità vera, quindi per la logica delle cose, tutto quello che viene detto, tutto quanto, è tutto vero, nessuno ha fatto denunce, quindi non ci sono smentite da questo punto di vista. Quindi usciamo fuori da questo euro, è vero? Bene, l'altra chiamata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno, senta. Buongiorno. Volevo parlare un attimo con il vostro Col professor Borghi, prego. Perché io sono un agente di commercio e nel 2000 volevo fare questo ragionamento. Nel 2000 io lavoro per beni di consumo, un prodotto costava 1000 lire, con l'euro è passato a 1 euro. Questa cosa ha creato dei grossi problemi, anche perché le aziende hanno voluto fare questo tipo di ragionamento e lo Stato, secondo me, non ha controllato questo passaggio dell'euro, perché si è passato da un prodotto che costava 1000 lire a 1 euro, nel frattempo però gli stipendi sono rimasti gli stessi. Ora, la mia domanda, passando ancora dall'euro alla lira, come verranno calcolati i listini delle varie aziende e anche dei ristoranti, dei bar, eccetera? Perché per logica dovrebbe tornare da 1 euro a 1000 lire, ma a questo punto non rientrerebbero più nei costi che in questo momento ci fanno pagare nei vari nei locali o ad acquistare dei prodotti. Bene, grazie anche a lei. Prego, Claudio. Allora, per quello che riguarda il primo ascoltatore, no, nessuno mi ha denunciato, non solo. Io ho ovviamente dibattiti quotidiani online via social network, chi mi segue su Twitter, su Facebook e così via lo sa che che rispondo sempre a tutti. Io ho sempre chiesto a tutti, e ci sono fior di economisti, tutti quelli che dicono no, uscire dall'euro sarebbe un disastro, che mi segnalino per favore se c'è una riga sbagliata nel manualetto bastaeuro.org, perché così facendo faccio una seconda edizione dove metto una correzione, no? Lo chiedo proprio a livello di cortesia. Sentite voi che siete tutti a favore dell'euro, io vi ho scritto queste robine qua cercando di metterle semplici, quindi non è che stiamo parlando di virgole. Se c'è una cosa sbagliata, cortesemente me la dite, ma non perché poi dopo io mi metto a litigare con voi, no, perché la correggo. È uscito fuori il Basta Euro fuori da un mese, io sto ancora aspettando, non c'è niente, ma ovviamente nessuno mi può smentire poi dopo per le cose che dico in televisione, perché c'è tanta gente a cui sto simpatico, come potete immaginare, specialmente in casa del PD, che non hanno particolari problemi ad avere mezzi di informazione o metodi per sbugiardarmi, per così fregarmi, e guarda caso non c'è niente, perché come giustamente ha detto l'ascoltatore è tutto vero, quindi da quel lato lì non c'è penso ormai discussione, perché è passato un mese, direi che la scadenza è andata. Per quello che riguarda invece le preoccupazioni sul cambio ulteriore di prezzi, certo, quando siamo entrati nell'euro ci hanno inventato questo cambio qua strano, non strano perché fosse molto sbagliato, era se noi avessimo dovuto mettere un cambio che ci conveniva avremmo dovuto mettere 2005, non 1936,27, però al di là di questo il fatto che fosse un cambio strano era dovuto dal motivo che bisognava fare una media di tutte le altre monete che andavano poi dopo a confluire in una. Se il processo inverso si fa, a quel punto noi siamo totalmente liberi di inventarci il cambio che vogliamo. Questa è una roba che, ripeto, è scritta sul libretto, però è giusto approfondire. Nel momento stesso in cui tu non ti devi coordinare con nessuno e non vai a unire tante monete in una, ma vai a smontare una moneta per riprendere la tua, il tasso di conversione è possibile sceglierlo a piacere, non ha nessuna influenza su quello che succederà dopo. Cioè noi possiamo decidere che un euro vale 500 lire, oppure che ne vale 300, oppure che ne vale 1743, no? Totalmente a nostra discrezione, perché questo tasso di conversione non è poi il cambio che si avrà poi dopo sul mercato con le altre monete, no? A quel punto ci interessa relativamente, insomma, come oggi noi non facciamo caso a quant'è oggi il cambio dell'euro rispetto al dollaro, no? Allora, che cosa succede? Essendo che noi possiamo deciderlo a piacere,
E tenuto presente che i commercianti potrebbero effettivamente approfittare della confusione per fare il bis di quello che è successo l'altra volta, anche se secondo me è impossibile, perché l'altra volta i commercianti hanno alzato i prezzi, la gente comprava perché i soldi c'erano. Qua adesso, se la gente prova ad alzare i prezzi, i soldi per comprare le cose non ci sono, per cui sarebbe un esercizio inutile. Detto questo, la cosa più logica da fare, che tutti ovviamente propongono, io in primis, è cambiare uno a uno. Quindi noi non ci accorgeremmo nemmeno. Vale a dire, il giornale il giorno dopo la conversione costa se diciamo che prendiamo il Ducato, costa un Ducato,2, il caffè costava €1, costa un Ducato, il mutuo, dovevamo pagare €300 di rata del mutuo, diventa 300 Ducati, per cui se uno provasse ad alzare i prezzi o a cambiare i prezzi o a modificarli per lucrarci ancora una volta, sarebbe immediatamente visibile e semplicemente la gente non le comprerebbe. Se approfittando del cambiamento la gente ti dice che il giornale costa €1,50 invece di €1,20, le lasciamo lì e tanti saluti. Altre due telefonate, 02 66 20 35 29. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Posso portare il mio esempio così? Nel 92 ero già in 4 persone con uno stipendio e nel 99 ho comprato con i soldi contanti 121 milioni di lire un appartamento di 90 metri quadri Treviso. Nel 2002 mi sono messo in testa di fare in proprio, per dire, ne aveva 8 operai. Fino a 2 anni fa ne aveva uno all'ultimo e già mi sono da solo. Non ho niente. Penso che sia colpa dell'euro, non è quelle lì che raccontava che era peggio Italia con le lire, racconta le balle. Grazie al professor Borghi che ha fatto capire alla gente, e sono grato a tutti quanti sicuramente, che l'euro non vale niente, zero. Bene, grazie a lei. L'altra chiamata, pronto? Pronto, buongiorno, buona parlare a tutti. Sono Biffi da Bellusco. Allora, la storia della bistecca che costa di più, ma se non mi sbaglio, un bel po' di anni fa, ci hanno fatto ammazzare 400.000 mucche da carne la Comunità Europea, o non è vero? Pronto? Sì, prego. Ah, devo ripetere? No, dica, non ho capito. Io sinceramente non ho capito una frase sua. Parlando della bistecca che costerebbe più cara, no? Un bel po' di anni fa, se mi ricordo bene, ci hanno fatto ammazzare 400.000 mucche da carne la Comunità Europea. Per la mucca pazza? No, per la mucca pazza, perché forse dovevamo importare da altri paesi. Adesso vai al supermercato, trovi la carne che viene dall'Australia, che non c'entra nemmeno niente con la Comunità Europea. Ma scusi, poi rincara la carne, ma è rincarata col passaggio dalla lira all'euro, casomai? Sì, questo sì. Appunto. Perché un filetto 40-50 euro al chilo erano le 100. Ci hanno fatto ammazzare a noi italiani 400.000 mucche da carne perché producevamo forse in eccedenza secondo loro. Per andare a comprarle dagli altri. Per andare a comprarla dagli altri, no? Ma poi c'è una domanda che mi tormenta da mesi. Prego, la faccia. Allora, io mi ricordo bene il dopoguerra, la ricostruzione, il piano Marshall, no? Sì. Ma l'America non è che ci ha regalato i soldi per ricostruire. Noi eravamo garanti perché avevamo una riserva aurea molto importante, tant'è vero che poi dopo anche la Germania ci ha prestato soldi, eccetera. Ma tutto l'oro che avevamo noi, dove è finito? L'oro delle riserve per farci andare da soli, per esempio. L'oro della Banca d'Italia, quello che volevano in qualche modo utilizzare Prodi e il professor Quadrio Curzio, se non ricordo male. Claudio, aggiungo ciò che scrive attraverso SMS un altro ascoltatore. In Svezia Paola da Genova, in Svezia hanno chiesto al popolo se adottare l'euro perché non abbiamo anche noi rivendicato il referendum, che detto per inciso è quello che anche Beppe Grillo sta proponendo sulla sua prima pagina del suo blog. Il referendum sull'euro è fattibile, è legittimo, in alto i cuori, scrive anche Grillo. Claudio, a te la parola.
Allora, dunque, cominciamo dal primo ascoltatore che giustamente fa funzionare la memoria, cioè vale a dire quelli che ci vogliono dipingere che il mondo di quando avevamo la lira era pessimo, orribile, e così di questo tipo, sono dei mistificatori, perché c'era speranza, perché c'era lavoro, perché una situazione del genere non si è mai vista. E quindi è vero che poi dopo noi tendiamo a pensare che le cose che succedono siano al momento siano normali e poi tutto sommato effettivamente le cose stanno così, ma in realtà non stavano così, cioè vale a dire i dati della disoccupazione sono lì a testimoniarlo, non c'è mai stato niente di simile e quindi chi dice che quando eravamo con la lira si stava peggio perché non c'erano i televisori ultrapiatti, è un coglione, non lo so come possiamo dirlo, perché una cosa è il progresso tecnologico che dipende da tutt'altra cosa. La moneta ce l'hanno anche in Messico, i televisori ultrapiatti adesso, perché semplicemente non l'avevano ancora inventati, ma per quello che riguarda le cose che contano, vale a dire il lavoro, il risparmio e simili, direi che basta appunto far funzionare la memoria per rendersi conto che le case e così via si sono sempre comprate anche con la lira, mentre invece è proprio adesso che uno si sogna di avere a disposizione la cifra per comprarsi una casa. Prima cosa. Per quello che riguarda invece l'altro ascoltatore, che giustamente fa notare che noi siamo sottoposti a una marea di vincoli anche sull'agricoltura, anche sull'allevamento e così via, e quindi questi vincoli, uniti al fatto che la nostra moneta appunto è troppo forte, ci fanno risultare conveniente in modo artificiale andare a acquistare persino la carne, cosa che, ripeto, è una roba di cui noi veramente una bestemmia, no? Il fatto di dire che noi andiamo a importare la carne dagli altri, però ovviamente la bugia è che se noi uscissimo dall'euro, la carne, perché importata, costa di più. Molto banalmente smetteremmo di importare carne e ci mangeremo la nostra, che è più buona, tutto lì. Quindi è proprio una mistificazione, no? Cioè, se noi non avessimo la carne, se noi non avessimo il modo, la possibilità di allevarla, allora a quel punto uno dice vabbè, magari costerebbe di più, no? Magari. Ma in realtà, dato che è una roba che produciamo tranquillamente, proprio non si pone il problema. Per quello invece che riguarda il referendum, allora giustamente è stato fatto in altri paesi il referendum per entrare, no? Il referendum per uscire, invece, quello di cui parla Grillo, purtroppo è impossibile, perché sia dal punto di vista della Costituzione, vale a dire Grillo scrive una cosa molto astuta che fa capire che è in seria difficoltà sull'argomento dell'euro, ma molto mistificatoria, perché sul suo blog dice ma si può fare il referendum consultivo, perché nell'89 esatto, noi fecimo un referendum per indirizzo, quindi consultivo, per decidere se ci andava l'Unione Europea e cose di questo tipo. Allora, bisogna distinguere: il referendum in Italia è solo abrogativo, vale a dire si può cancellare una legge, tipicamente tipo quella dell'acqua o cose di questo tipo, no? Quelle cose recenti, si può fare solo un referendum per cancellare, così come quelli per cui sta raccogliendo le firme in questo momento la Lega Nord, no? Quindi abolire la legge Fornero, abolire la legge Merlin, quella sulla prostituzione, cose di questo tipo. Quindi quello si può fare, non si può fare per abolire cose di trattati internazionali, quindi scordarsi con un referendum di abolire l'euro, no? O similari, perché è una conseguenza di trattato internazionale. Quindi non si può fare, non ce lo farebbero fare, non si può neanche iniziare a pensarci di farlo. Il referendum consultivo, invece, quello di dire facciamo un referendum per chiedere il parere ai cittadini che cosa vogliono fare, nel nostro ordinamento non c'è. È solo fattibile per quesiti locali, tant'è vero che magari qualche volta uno si ricorda referendum comunale per la pista ciclabile o cose di questo tipo, no? Quelli sì, ma altrimenti su base nazionale anche qui non è possibile, non è previsto a Costituzione, non si può fare. Quello che venne fatto nell'89 ebbe bisogno di una legge costituzionale ad hoc. Per fare una legge costituzionale, per poterne fare un altro simile, ci vogliono i 2/3 del Parlamento. certo.
Per cui Grillo ci racconta una fantasia, perché 2/3 di Parlamento, tenuto presente che esiste un PD in mezzo alle scatole, non ce l'avremo mai. Mai. Per cui niente, sta soltanto utilizzando dei trucchi per perdere tempo e non far credere ai suoi elettori che quello che sono in realtà, vale a dire un movimento che non è contrario all'euro. E voglio anche dire che in questi giorni, con delle modalità abbastanza curiose, si stanno scegliendo i candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni europee e sistematicamente i candidati che erano favorevoli loro personalmente all'uscita dall'euro, chissà, magicamente non hanno passato il turno. Due telefonate 02 66 20 35 29, e poi abbiamo Riccardo via mail, ci riscrive perché è stato tra l'altro un allievo del professor Tremonti in diritto tributario, e chiede di rispondere alle dichiarazioni degli imprenditori che si vantano di aver avuto successo con l'euro, ma la risposta l'ha già data prima a Claudio Borghi Aquilini. Intanto passiamo allora alle telefonate. Pronto? Pronto, ciao, sono Andrea da Torino. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Allora, un piccolo dubbio su quello che ha appena detto. Il referendum per l'abrogazione dell'euro non si può fare perché la Costituzione, la più bella del mondo, la più democratica, vieta i referendum su trattati internazionali, fisco, bilancio e indulto e amnistia. Ecco, ma questa cosa fu scritta nel 1946, quando nel 1946 non esisteva l'Unione Europea. Per cui a questo punto un trattato interno all'Unione Europea, visto che ora non abbiamo più frontiere, non ci sono più ostacoli tra un paese e l'altro, è ancora configurabile come un trattato internazionale? A casa mia i trattati internazionali potrebbe essere un trattato tra Italia e Giappone, tra Italia e Stati Uniti, ma non un trattato interno all'Unione Europea. Bisogna un attimo ridefinire il concetto di internazionalità dei trattati, perché chiaramente quando nel 48, quando queste cose vennero scritte, nessuno pensava neanche ancora cosa fosse la CECA, l'Unione Europea, la Comunità Europea e tutte queste belle cose. Bene, grazie ad Andrea da Torino. C'è un'altra telefonata. Pronto? Ciao, Luciano da Padova, un saluto a tutti gli ascoltatori. Buongiorno Luciano. Io sono reduce da Bruxelles, praticamente eravamo in Parlamento europeo e i super burocrati ci hanno spiegato alcune cose. L'Italia, hanno detto, ha firmato un trattato, di conseguenza non si può uscire tranquillamente, perché questo trattato in teoria va rispettato. Solo che quando abbiamo chiesto ma questo trattato come ci vincola e qual è il vincolo e ci spieghi quali sono le cose, questo naturalmente ha detto no, c'è un trattato, il trattato va rispettato, ma non ci ha spiegato come mai e perché, in cosa consiste questo trattato che è stato firmato, per cui i famosi vincoli. Bene, c'è ancora spazio forse per una telefonata, poi la parola a Claudio Borghi Aquilini. Pronto? Pronto, buongiorno, ciao Giulio, sono Giuliano, volevo fare una domanda al professor Aquilini, sì. Che saluto. Volevo porre il problema, che quello che secondo me è veramente grave è il problema dell'informazione, perché io ho sentito anche in una replica di Radio Padania l'intervento del professore che ha sputtanato un tipo che continuava e insisteva che il costo dei mutui era legato allo spread. Abbiamo sentito anche ieri sera a Radio Padania il signor Lerner dire che la Lega aveva votato il Fiscal Compact, cosa che non è assolutamente vero. Ecco, io penso che il problema grosso che abbiamo noi sia proprio questo. Questi signori ci vogliono continuare a far credere che l'Europa del Fiscal Compact, l'Europa del MES e l'Europa dell'euro, se noi li manteniamo il nostro futuro sarà roseo, mentre mi sembra che l'unico futuro che sarà sempre solo roseo sarà quello di questi politici, ma per il popolo senz'altro dire che è nero è ancora fare un complimento. Grazie. Claudio, prego. Allora, comincio dalla fine in questo caso, perché il problema dell'informazione effettivamente c'è. Io parlare di istituzione di reati e cose di questo tipo mi riempie di macchie rosse, quindi è una cosa che è proprio totalmente aliena al mio essere, alla mia personalità. Tuttavia,
se ci fosse la possibilità di istituire un reato, diciamo anche soltanto pagato con multa, di balla in mezzo pubblico di informazione, io lo farei, perché effettivamente non se ne può più, non è possibile che, cioè io oggettivamente non posso presidiare tutte le trasmissioni, anche perché mica mi invitano, cioè nel senso a Ballarò per esempio non ci andrò mai, no? Perché giustamente e anche Salvini, dopo che gli ha fatto fare la magra figura quando ha chiesto al pubblico che chiunque ci avesse guadagnato con l'euro alzasse la mano, erano tutti belli sereni, no? Ha detto no, forse questo è il caso che non lo invitiamo più, no? Quindi purtroppo io non posso presidiare tutto, e sento ovviamente delle bugie clamorose, però non posso scuotere la televisione per dirgli non è vero. Quindi se ci fosse la possibilità di denunciare per, non lo so, procurato allarme o qualcosa del genere, chiunque si inventi delle balle clamorose ed evidenti, no, su mezzo di informazione di massa, secondo me non sarebbe poi dopo una cosa sbagliata. Il problema è che poi dopo dovrebbero decidere dei giudici, e sappiamo da che parte stanno. Dall'altra parte poi dopo invece andiamo ad analizzare le altre cose dette dagli altri ascoltatori. Il primo ha detto che forse un trattato europeo non è tanto internazionale. E beh, sono anche abbastanza d'accordo effettivamente, perché un trattato internazionale è una cosa di eccezionale intesa, mentre invece qui stiamo parlando di trattati che vengono portati avanti ogni piè sospinto all'interno dell'Europa. Purtroppo però le cose non stanno così, perché abbiamo tutta una serie di giurisprudenze recenti, io le ho studiate ovviamente per vedere se c'era un qualche appiglio, dove anche persino delle leggi normali europee, tipo per esempio quella sull'immigrazione, sono state respinte come richieste di referendum, perché considerate applicazioni di trattato, legislazione internazionale, e quindi non referendabili. Teniamo presente che quello che deve decidere se un referendum può essere fatto o meno è la Corte Costituzionale, e chi c'è alla Corte Costituzionale? Giuliano Amato, simpaticamente promosso da Napolitano, questa simpatica posizione. Mezzo milione di euro all'anno, alla faccia di Cottarelli. Certo, mezzo milione più come si chiama, tutte quelle che aveva già prima, no? Per cui scordiamoci, il referendum è una cosa ridicola, ma mi pare, cioè arrivo lì, chiedo di fare il referendum e devo aspettare che me lo dica, che Amato mi dica sì vai pure, ma veramente togliamocelo dalla testa. La seconda però non mi ricordo invece. La seconda era la questione del trattato, diceva il nostro ascoltatore, no? È stato detto semplicemente che lì c'è un trattato, non si può uscire, ma... Quello da Bruxelles, esatto. Certo, sì, ovviamente dal loro punto di vista se il trattato non può uscire. Peccato che i trattati, quando toccano le tasche o i problemi degli altri, vengono stracciati in 7 secondi, perché il trattato di Maastricht, per esempio, giusto il primo, quello più famoso, quello di cui parliamo, si diceva che non era possibile per un paese che entrava nell'euro e che aveva un debito inferiore al 60% sforare questo limite, e la Germania l'ha sforato il tempo zero, cioè il secondo dopo che sono entrati nell'euro, e dato che gli faceva comodo per fare le loro politiche aggressive, no? l'hanno sforato subito. Quindi che non mi dicano balle, cioè i trattati sono validi fino a che non si stracciano. Ancora un po' di minuti abbiamo, e 2 telefonate in attesa, 02 66 20 35 29, le sentiamo subito, ma c'è anche Luca da Udine che ha scritto, faccio brevemente via SMS: ha fatto bene l'ascoltatore a ricordare le riserve auree, l'euro non vale niente anche perché non c'è un controvalore reale. È da tanto tempo però che non c'è il controvalore, però abbiamo 2 telefonate, le sentiamo subito. Pronto? Pronto? Prego, buongiorno. Sì, buongiorno, telefono da Recco. Ascolti, io non voglio entrare nella discussione dei massimi sistemi perché non sono all'altezza, però sono un piccolo pensionato e ho accumulato un discreto risparmio in 45 anni di lavoro, no? Molto sacrificio. Sì. Cioè mi chiedo, e faccio questa considerazione terra a terra, se noi usciamo dall'euro chiaramente c'è una svalutazione, no? La svalutazione porta a una maggiore competitività da parte delle nostre aziende, e questo va bene.
Quindi i giovani diciamo, si trovano in una situazione favorevole, ma io che sono un pensionato e che non ho più l'opportunità di lavorare, no? Il risparmio accumulato in una vita, no? Certamente subirà praticamente una diminuzione in termini reali. Quindi sono molto preoccupato per questo. Io sono per un'Europa diversa da quella attuale, però ho dei grandi dubbi per quanto riguarda l'uscita dall'euro per il fatto e le considerazioni che ho fatto. Potreste darmi una risposta? Bene. Grazie. Grazie a lei. Altra telefonata, pronto? Buongiorno Padania Libera, buongiorno a voi. Una curiosità, non so se il professore mi può dare risposta. Io mi chiedo, da tanto tempo, mi chiedo il cambio. Per noi è stato un euro 1936 lire,27, giusto? Sì. Ecco, sono curiosa di sapere il cambio sul marco. È stato così pesante oppure il cambio è stato inferiore e quindi ha aumentato la possibilità di euro ai tedeschi? Non so se mi sono spiegata. Sì, certo, prego, Claudio. Allora, no, quello importantissimo è quello dell'ascoltatore pensionato con i risparmi. Allora, è un punto cruciale questo. Allora, il nostro ascoltatore dovrebbe anche lui rendersi conto di una cosa. Le pensioni sono pagate da chi lavora, no? Se la disoccupazione aumenta, la sua pensione sparirà con l'euro. Mi spiace dirlo in modo crudo, ma sparisce con l'euro. È quello che stanno facendo in questo momento. Se ben notate, cos'è che stanno aggredendo gli ultimi governi, e sarà in modo sempre più feroce? Aggrediscono i risparmi, che sono quelli che ha questo ascoltatore, e le pensioni. Questo aggrediscono, perché non essendoci più la possibilità di raccogliere tasse da chi lavora, vanno a cercare i soldi da chi li sta ricevendo con le pensioni oppure da chi li ha accumulate con i risparmi. Quindi il nostro ascoltatore dovrebbe essere molto allarmato ora con l'euro per la sua posizione, perché lui è il tipico che ha un mirino rosso sulla fronte. Per quello che riguarda invece cosa succederà e se si svaluteranno i suoi risparmi, in realtà anche lui avrebbe bisogno, vediamo se riusciamo a fargli avere una copia cartacea di bastaeuro.org, perché non gli chiediamo di andare a guardare su internet e così via, che magari per pensionati e cose di questo tipo è una cosa un po' ostica, però in realtà dovrebbe capire che i suoi risparmi non vengono toccati. Io non so ovviamente in che modo li abbia investiti, ma potrebbero addirittura crescere, perché se lui ha, che ne so, un fondo di investimento, per esempio, per i suoi risparmi, il fondo di investimento investe in titoli di tutto il mondo. Se noi svalutiamo, quindi se la nostra moneta ritorna a un valore più corretto, il valore delle monete di tutto il mondo, visto dal nostro punto di vista, sale. Quindi i nostri investimenti fatti nel fondo di investimento e quindi rappresentativi di altre monete diverse nel mondo salgono. Quindi potrebbe anche dire, ripeto, non so, c'è titolo e titolo e così via, quindi non posso dire tutti gli investimenti salgono, ma un caso normale che mi può venire in mente, come quello di un normale fondo di investimento dove finiscono i risparmi, presumibilmente aumenterà di valore, non si ridurrà. Quindi fanno proprio credere il contrario di quello che succede. Per quello che riguarda invece il cambio con la Germania, il cambio con la Germania invece fu grosso modo come percentuale all'incirca di come si chiama, 2 marchi per un euro. 1,95, sì. Esatto, quindi al lato pratico i tedeschi videro i prezzi, gli stipendi dimezzarsi come impressione. Cioè noi avevamo l'impressione dell'arrotondamento a 1000 lire e ci sembrava invece di ragionare in termini molto diversi, perché la nostra moneta era molto lontana come valore, no? Tant'è vero che abbiamo dovuto prendere quasi 2000, no? Nel loro caso invece, se uno guadagnava 1000 marchi si ritrovava uno stipendio di 500 euro. Questa cosa dal punto di vista psicologico frenò i consumi della Germania. Quindi cosa succede? Loro ebbero un'inflazione
in riduzione, vale a dire spesero di meno una volta arrivati con l'euro, i prezzi salirono molto di meno e questo li aiutò a essere ancora più aggressivi, ancora più competitivi. Quindi mentre noi aumentavamo i nostri prezzi perché c'erano questi arrotondamenti strani e perché era questo cambio poco favorevole a noi e quindi andavamo ancora più fuori competitività, la Germania invece diventava più competitiva ancora, anche soltanto grazie a questo aspetto psicologico. Bene, intanto 2 domande arrivano via SMS. Il simbolo del cerchiolino con all'interno una C stampato sulla carta moneta dell'euro significa che paghiamo alla BCE anche i diritti d'autore? Maria da Venezia. Perché la Germania è l'unica a guadagnare con l'euro? Chiede Ugo. E ancora, terzo messaggino, i danni dell'euro sono stati indirettamente confermati da Renzi, il premier, che interrogato sul suo incontro col britannico Cameron ha detto che nel 2001 la disoccupazione in Italia era inferiore a quella nel Regno Unito. Oggi invece nel Regno Unito è il 7%, in Italia è il 13%. Si è dato la risposta da solo, dice un altro ascoltatore. Claudio. Allora, proprio velocemente, sul copyright della moneta, sì, ci sono molte leggende al proposito, è vero, c'è un copyright, può anche essere che gli paghiamo i diritti d'autore, e penso che originariamente sia stata fatta per impedire che qualcun altro si inventasse un'altra moneta e chiamarla euro, però paradossalmente c'è il rischio che gli paghiamo anche i diritti d'autore. Prima cosa, invece per quello che riguarda la Germania avvantaggiata. Allora, immaginiamo una cosa, immaginiamo che ci sia una corsa dei 100 metri, no? E allora per equità dicono a tutti mettiamo sulle spalle uno stesso zaino, diciamo di 50 kg. E in apparenza è una cosa equa, in realtà stai avvantaggiando il più grosso. Perché se prima magari quello più grosso correva i 100 metri in 10 secondi e quello più piccolo però era più agile, li correva anche lui in 10 secondi, se io metto su tutte e due uno zaino di 50 kg, quello più grosso lo corre in 13 per dire, quello più piccolo o meno massiccio si ribalta. Quindi è per questo il motivo, vale a dire una stessa misura aiuta alcuni nella competizione in rapporto agli altri. Quindi la Germania non ha particolari benefici al momento dall'euro rispetto al dollaro o cose di questo tipo, anche se in ogni caso se avesse il suo marco la sua moneta sarebbe più alta e farebbe fatica anche di più ad esportare anche negli Stati Uniti. Al momento ha dei clamorosi benefici rispetto agli altri paesi europei e li può invadere con i suoi prodotti, noi in primis. Allora, ancora qualche minuto, abbiamo spazio per qualche telefonata, 02 66 20 35 29, ne abbiamo 2 credo in attesa. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Da Monza, professore, salve, anche a Cainarca. Allora, io lo faccio breve. Io, che sono una complottista, invece, penso che un disegno troppo grosso sta dietro all'Europa, che non ci permetterà di fare un passo a costo di avere l'Eurogenfor nelle piazze, secondo me. L'unica cosa che potrebbe accadere, ma questo sta ai popoli, è che i popoli, se non altro del sud Europa, parlo Portogallo, Spagna, parlo Grecia, parlo di noi, in qualche modo escano, diciamo, simultaneamente da questo meccanismo infernale. Diversamente, professore, non ce lo permetteranno, perché l'interesse mondialista è costruire dei blocchi per arrivare a un blocco unico per controllare i popoli e come dire, omogeneizzarli in tutti i modi, senza come dire, distinguo di identità. La saluto. Che è poi la tesi anche di Ida Magli, giusto per citare un altro libro piuttosto recente sull'Europa e sui disegni politici complessi, complicati e globali. Comunque c'è un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno Cainarca, buongiorno al professor Borghi. Riguardo al cambio, come dicevo prima, non per fare l'avvocato difensore del professore, però c'è un esempio eclatante che è quello della Cina, che ha stabilito che lo yuan o renminbi che dir si voglia vale tanto rispetto al dollaro. L'altro giorno ha stabilito una variazione massima del 2%, se non sbaglio, mi corregga. Per cui il cambio lo stabilisce poi eventualmente chi fa la moneta.
giusto? Ok. Seconda cosa, mi meraviglio dell'ascoltatore che ha telefonato a gente di commercio. Il governo non ha fatto controlli, ma cosa controlla il governo? Se io domani voglio aprire un banchetto e vendere zucchine a 50 euro al chilo, il governo non può farci rubare la pipa di niente, il prezzo lo faccio io, sono io che metto la roba sul banchetto, poi sarà la gente che viene a comprare o meno. Sbaglio? Mi corregga, grazie. Claudio, prego. Che io quando sento queste telefonate di pieno buonsenso mi si allarga il cuore. Sì, è vero, è proprio così, vale a dire, il governo non può imporre i prezzi, il massimo che poteva fare era evitare un periodo di doppia circolazione o similari, tale che alla fine aveva creato confusione. Per quello che riguarda invece l'aspetto, diciamo, super mondialista, blocchi e così via, ma loro sono piuttosto furbi, non so se avete notato. Io sono abbastanza convinto che ci siano in ogni caso dei fortissimi interessi ben gestiti. Loro sono abbastanza furbi perché, non so se avete notato, hanno fatto in modo che il blocco del sud Europa in realtà avesse interessi divergenti, e quindi non si alleasse, perché in realtà Spagna, Grecia, Portogallo, Irlanda e così via stanno ricevendo soldi. Quindi loro, finché ricevono soldi, abbiamo parlato all'inizio della tranche della Grecia, è evidente che non si alleeranno mai o non diranno mai di uscire, tant'è vero che, guarda caso, non esistono partiti contrari all'euro in Spagna, in Portogallo, in Grecia. Noi nell'alleanza contro l'euro, noi Lega Nord, nell'alleanza contro l'euro nelle prossime elezioni europee saremo insieme col Front National, saremo insieme con il PVV olandese, con l'FPO austriaco, no? Ma di partiti contro l'euro in Spagna, Grecia e così via non ce ne sono, perché stanno venendo pagati. Quindi in realtà in tutto questo Sud Europa c'è un unico fesso, no? Che è l'Italia, che è in crisi nel Sud Europa ma paga, gli altri invece sono pagati in modo tale che così non si facciano alleanze. Però mi spiace, cioè io rifiuto l'idea che non ci facciano fare le cose che non possiamo fare, ma se siamo un popolo, se siamo determinati, noi possiamo fare quello che vogliamo. Ma voglio vedere che cosa arriva all'Eurogenfor, ma le manderemo via con i forconi, ma stiamo scherzando? No, ma noi dobbiamo toglierci dall'idea che c'è sempre qualcuno che ci può impedire di fare le cose. Se noi vogliamo, possiamo fare quello che vogliamo, quindi togliamocelo dall'idea. Poi invece mi era rimasto indietro, se non mi ricordo male, le riserve auree. Le riserve auree, sì. Le riserve auree che sono sparse in giro per il mondo, e anche a me piacerebbe sapere dove sono, e infatti se l'ho chiesto tante volte. Un altro ascoltatore ha detto stanno nel cavò della Federal Reserve a Manhattan, scrive un altro ascoltatore. Qualcuno sta nella Federal Reserve e così via, cosa che non mi lascia tranquillo. Tante ce l'abbiamo a Roma, nella sacrestia della Banca d'Italia. Però le nostre riserve auree, che anche supponendo di averle tutte in casa, cosa che non è, che sono le terze riserve auree del mondo, in realtà ammonta a solo 100 miliardi di valore circa. Adesso poi è scesa anche perché il prezzo dell'oro è sceso, quindi non bastano per garantire nulla. Cioè l'oro una volta era la base di conto e adesso in realtà il valore della carta moneta e dei depositi che ci sono in giro è molto superiore rispetto al valore dell'oro, quindi non dobbiamo ovviamente farcelo ciulare, questo è evidente, ma dall'altra parte non dobbiamo farci affidamento come cosa salvifica. C'era ancora qualcosa, mi pare, del secondo ascoltatore che però sulla questione del cambio, lo yuan e la Cina. Ah, ecco, sì, no, giusto, lo yuan. I cambi delle monete sono una cosa curiosa, vale a dire, uno Stato a moneta sovrana può impedire a piacere l'eccessivo apprezzamento di una moneta. Prendiamo il caso della Svizzera, per esempio. Loro hanno detto sopra l'1,20 con l'euro non si va. Quindi se voi volete franchi svizzeri, volete far salire il prezzo, io ve ne do quanti ne volete, e può mantenere la promessa perché lo stampa lei, no? Quello che non può fare uno Stato è tenere invece un cambio più alto del dovuto, più di tanto, perché per comprare la moneta in modo tale da fargli fare un cambio più alto del dovuto
non può autostamparsi, no? Anzi, se autostampa poi dopo aumenta l'offerta della moneta e il cambio scende. Quindi deve vendere monete di altri paesi, che è quello che abbiamo fatto scriteriatamente nel 92 per tenere alto il cambio della lira, no? Poi allora abbiamo dilapidato tutte le riserve di valuta, poi il cambio è sceso lo stesso e tanti saluti. Quindi sì, un po' la moneta sovrana può manipolare, diciamo così, il cambio, ma principalmente al ribasso, non al rialzo. Bene, siamo alle 11:58. Claudio, dobbiamo salutarci. Io ti ringrazio perché è stato a fare una trasmissione al telefono con le telefonate in arrivo, non è semplicissimo per 1 ora e 1/4 abbondante. La prossima settimana credo che... Spero che si noti che quando le cose sono vere e non ci si inventa balle, è anche facile fare queste trasmissioni, cioè ci sono delle domande e si risponde. Quello che continuo a dire, quelli che fanno fatica, io per certi versi li ammiro, sono tutti questi inventori di bugie e balle che allora a quel punto lì dopo sì che sarebbero in difficoltà per inventarsi le loro cose. Beh, guarda, ci sono documentazioni anche sul tuo sito di impacci televisivi di chi sostiene le tesi correnti che sono abbastanza eloquenti, no? Cioè la difficoltà la prova chi sostiene le tesi ufficiali, non chi sostiene tesi come le tue. Questo viene fuori evidente. Guarda, potrei andare avanti 4 con gli ascoltatori, perché tanto, ripeto, essendo cose vere non ho difficoltà, non è che mi devo inventare una risposta, le risposte ci sono e sono lineari. Bene, il regista mi fa notare che c'è la notizia di prima pagina sull'Ansa, nuovo arresto per Cosentino. C'è da 1 ora, però non mi sembrava una grande notizia, per dire il vero. Comunque, arresto più, arresto meno. Esatto. Dunque, allora, sito bastaeuro.org, lo ricordo in chiusura, www.bastaeuro.org, che abbiamo tante cose da raccontare. E poi a Udine sabato 5 aprile a Monte di Buia, strade del Ciscelat, Parco Festeggiamenti, ore 17:30, Monte di Buia, Udine. Claudio Borghi Aquilini, Matteo Salvini, e naturalmente nel frattempo potete sempre scaricarvi il libro dal sito bastaeuro.org, il manuale per essere più precisi, Basta Euro, come uscire dall'incubo. Utile anche il sito claudioborghi.com, e lì potete rivedervi alcune diciamo confronti televisivi di grande interesse, a volte anche di comicità, direi, di grande comicità, posso dirlo? Sì, sì. Bene, grazie a Claudio Borghi Aquilini, grazie Claudio, grazie, ci vediamo settimana prossima, o ci sentiamo o ci vediamo. Grazie, ciao. Bene, e io chiudo anche con un altro consiglio di lettura, tra virgolette. Oggi chi ha facilità di andare su internet vada a darsi una lettura alla prima pagina del quotidiano online L'Indipendenza, diretto da Gianluca Marchi. C'è un commento dello stesso direttore Gianluca Marchi e ci sono altri commenti e altri articoli e altri contributi come quello di Romano Bracalini, di Luca Fusari, di altri, una pagina che va letta alla luce dei fatti e degli arresti dell'altro giorno, così come l'Espresso porta sul suo sito una lettera mandata proprio al settimanale L'Espresso da Franco Rocchetta, che è finito anche lui in manette. Non sono terrorista, la mia storia, vengo dal Partito Comunista e da lotta continua, non sono mai stato in Ordine Nuovo e sono antimilitarista. Sul sito dell'Espresso. Buon pomeriggio a tutti da Giulio Cainarca. Vuoi trovare tubi per aria, per acqua, per olio, per alimenti, per sabbia, per vapore, per acidi, per